Benissimo, penso che parlerò anche. Ciao, buonasera a tutti, benvenuti. Non mi rimanda 2 settimane, ma che non mi fai bene, perché stasera le piene, fa bene in freddo, quindi insomma tranquilli per il momento non sta cosa. Allora, vi faccio i saluti, ma veloce, che passo subito la parola al professore perché vede che la tantissima serata sarà intensa, piena di novità e dire subito appunto io la saluto un po' di gente, ma lo lascio fare al professore perché è decisamente la persona più idonea a farlo. Mi dice che prepari le domande per dopo perché hai sempre tanto voglia di fare un bel dibattito, quindi generalmente sa velocemente che cosa, più in italiano come aveva in me, però se hai delle domande, se hai che cosa, anche ma semplicemente come si dice lì, come si dice là, il professore è veramente contento di poter parlare, di poter spiegare o fare traduzioni, quindi assolutamente ormai lei capì che è una cosa, insomma, famiglia, un'amicizia, insomma, un gruppo di amici, beh sì, che presumono le stesse cose, che dobbiamo fare le stesse cose. Tranquilli, ora passa la parola al professore. Mi annuncio cambiare nostra ciacciarà del lunes che stasera l'uma fa la schie un po' più se annuncio. E vi arriva smoglie e salute ai rappresentanti della Gioventù Piemontese che sono bellissimi stasera. Mi fa tanta gioia di vedere sì, perché quando che alla mia unghierà questi giorni allora ho avuto a tempo duro, a tempo difficile, era ancora la mentalità che se uno faceva studi piemontesi doveva fare un macchina attraverso il canale. Allora, anni che sono passati dall'ora adesso, danno a trova bella, al Ciprinsi in piemontese, Alan dane ad liber, ad letteratura, le favole d'Andersen e nel Maclon andare a test che ha aggradito, ha slargo la vantaina ad nostra letteratura, ma ha mostrato a Turin al piemontese a fare il corso e ha mostrato tante lingue. Dunque a me la buona avvenuta a questi rappresentanti, a sperare che l'esempio di gioventù piemontese possa ogni tachis andare da parte che da giù ai vari da paese. Stasera è importante sì, poi al conoscuro a sua camminata che per me un vent idee che avevano pubblicità, a me sono un buon affermo lì, però dicono che l'andami per sì. Noi altri, come chi sede, il nome è una scuola che funziona in varie lingue. Le masnà, che voi altri parli francese, che voi altri parli italiano, fanno una differenza. Mi, da volontari, mostro l'ora in lingua francese e l'ora in lingua inglese. Io mostro non il francese o l'inglese, io mostro materie come che funziona masnà francese o ad masnà inglese. E allora non è un'idea, quella ad FSD un moyen al trasporto e spero che da sì carai in su che Dun aveva piena considerazione 2 possibilità. La prima possibilità è quella di mandare le masnà a fare elementare un ambiente dove sparlo tutte queste lingue. Tanto per dare un'idea, mi a tanti i compiti che fanno queste masnà e tir su le parole che adoro. Allora, un lessico che è super su 2 vire e mezza più 6 bundos in italiano che le masnà alle scuole monolingue. Tanto per tenere un'idea. Dunque, se siete famiglie che hanno l'intenzione di migliorare che mia masnà o le mie masnà quando hanno finito le elementari o le medie, perché io vado con le medie,
che affisce perfettamente trilingue, mandei su e noi auti a gratis in costuma. Il Luma ancora professore, immaginate, il Luma 8 professore, 3 professori universitari e una magistra che la fa la liaison, dunque non è maltrattato. Ma il Luma la pouponnière, vale a dire, citò, un ambiente, una magistra specializzata e con lì a sfam le lente. Mi impresento con al naso una bruca e una valisa piena di smure e buttano in cantone e tu la valisa e io impario di tirare fuori le smure quando che le mina a Sausino mi conto una favola e un andarmaggi che fino adesso non è riuscito a contarla tutta fino in fondo perché I have to tell stories in English and they don't quite like that. Lo contano in inglese. Ma io sono sicuro che da zia alla fine dell'anno io avevo sedvini al manchio per costellina. Dunque, l'altra roba è che sta e fuma al corso a lingue per le masnà. Dunque, se il leve una masnà che a Buresa, apprende il francese o l'inglese, l'ambiente da ferro, e al corso le senti zero. È completamente gratuito, è completamente grazie e amore dei. Se dopo i veri verde non chi fuma, chi è al deblia. E beh sì, sono i libri di poesie e i libri di botanica che l'hanno fatto. Le masnà, loro sono gli autori con tutte le traduzioni perché l'hanno scritto in provenzale, ma sono traduite da soli in italiano. Adesso sono presso a fare la medesima roba in francese, provenzale e francese. Dunque, io che costa smuore. Stasera io ma un autore straordinario. Vale a dire che vale la pena a ascoltare di una sua poesia, ma a me ci sarebbe Frank a fare domande alla fine. Chi era Luigi Olivero? Tant per dire l'autore più serio, bondoso, che il nome ha insegna adesso a tutta la letteratura piemontese. Insomma, preso a fare l'edizione ante un volume unico delle sue poesie, insomma, resta il nome più in volume unico. Dunque, vado a fare 2 volumi a 450 pagine l'una e fino adesso il nome Rabaya possède de 100 composizioni libere. E assolutamente. Le nazioni dal 1909 e alla fai parte al quel chip group che aveva fondato in Brandello. Ma lo chiamavo al Gagno Malefico perché erano personaggi che bastava a niente per riuscire. E riusciva Svens e Vantè. E dunque la via Frank pa da Mies. L'era sempre da solo. Lui Solivet le ingaggiasse sulla strada che veniva corta la via indicata da studiare al piemontese come si studia tutte le lingue. L'andai capire documenti dal 700, le pubblicare edizioni ad le canzoni di Pari Ignazio Isler a come un gran filologo l'avrebbe fatto. L'andai da tutte le biblioteche a studiare ai documenti dal 60. Perché a farsi ballon? Perché aveva capito che per fare poesia grande andasiva una lingua grande e a Luca avventava a conoscere le parole a questa lingua. E stesso menziona Svens che per fare a poesia avventa sapere un baron a parole, vai le parole. Ma se non ancora una vera sfalta che d'abitudine quando che parliamo anche una roba o l'altra
e usura su per giù tra 3 e 4.000 parole. Quando che un professore universitario all'università, come diceva Madama una minuta fa, che aveva vu Nicola Bagnano, che aveva vu il nostro filosofo, quando che un professore universitario fa l'iscium, a dosa su per giù, se a fa una materia scientifica, su per giù 8.000 parole. Se a musta non fa una materia letteraria, storica o filosofica, fino a 2.000 parole. Molière, 32.000 parole. Shakespeare, 40.000 parole. Dante, 33.000 parole. Come è quello che d'emblée, a bottom blanc, avanti a ste autori a niente manca, perché che la poesia a fa insomma una fascina non manca delle parole dal Didancoi, ma delle parole che l'hanno usato i c'è, gli antenati. Ad usa non manca le parole d'Ambelessi, ma ad usa le parole a tutte le parti del Piemonte. Ad usa non manca le parole di un mistero, di una professione, ma di vari misteri, di varie professioni. Quando che il insomma è una piomusa donando la poesia ad Omero, e si accorgono che Omero le fa una roba, al dismi il c'è tutte queste parole insieme perché sarebbero oneste, e la scrive in 4 dialetti Omero, l'eolico, l'ionico, le ne scrive in 4 dialetti, le fa la roba che la fanno tutti i poeti della terra. Ma che è che a una certa mira, Jung ha sbuttato dall'annanzi al Badò, fa poesia con una serietà tale a dire mi ilainè l'on fa da manca i va a fouiller da spartut finché l'hai trovato l'on fa. E ve lo dico subito quando che uno capisce la potenza della letteratura, quando che uno capisce fino a due che spero arrivare al profondo dell'anima della letteratura, allora sì, trova la voglia, trova la forza, trova la grinta d'andare a fare a studiare. Olivier ha studiato piemontese, ma pochi l'hanno studiato. E allora noi altri, per dare un'idea a ciò linguaggio, andiamo a piedi la sua prima poesia, insomma dal 1924, le nasì dal 9 varianti della via Feicare. 15 anni, e devo dire subito che Olivier, da me, Nino Costa, da me Alfredino Nicola, da me Macot, le ne cambierà a scrivere in piemontese. A quell'epoca lì, ma sapevo bianca vraiment a scrivere in piemontese. Era tutta fe, era da fesse su una lingua, da descrizione che scriveva fe. Insomma, la stessa mira, con a proporzioni molto ben diverse, che Goethe in Germania, quando cambierà a scrivere l'Alman come lingua letteraria, praticamente esisteva lei. Non che parlavo a Potsdam, a Usina Berlino, le français con la pronuncia allemande. Sa già, e la scrive in suo libro Wilhelm Meister-Lehrjahre Goethe, la lassane testimonianza a di anni due quando le due desquercesse e fesse la lingua. For mir war die deutsche Literatur eine tabula rasa nach mir ein Wald. Prima di me la letteratura allemana era una tavola senza niente insieme, dopo di me una foresta. E Alexander Sergeyevich Pushkin, al pari della lingua russa, quando la buttassi a scrivere, la scriveva in russo, le tamme adesso io butta a scrivere in piemontese perché a quell'epoca ognuno a corte parlava al russo. Se vogliamo di il libero Tolstoi, Vainaimir, Guerra e Pace, e i lesi all'andiano sono pagine e pagine in francese, la nobiltà, e ne addirittura una accuste, di dire ma le francesi, no, nasce in Russia
da parentin russe, ma Kniagina, principessa. Mi sono messa a studiare con una delle mie serve il russo, ma immaginati che stranezza. E così le abitasse, cochiera per la trasmiste. Dunque sono tutti pari fondatori. Un fiore 15 anni che per la primavera va al caffè e incontra chi? La pianista, brava, tanta gamba, geniale, che saltava al piano e chi aniva a piedi il biccerino, a piedi il tè, andando di sna, e chiamava la canzone e suonava lo che voleva, con la paglietta in testa, Alfredino Nicola. E Alfredino del primo che le dice, senti, fuma una scommessa, ti fai un sonetto e mi fuma un sonetto, e verduma me che la va a finire. E Luigi Olivero aveva sempre la testimonianza, è una bella lettera che ha descritto anche le capitali, e questo è la risultato. Tra i ciuf ad limonari e Susandrin, la lotna saltarata a Falarera. Le più perose della mattina novella che desviano su lettera Margheritini, dopo tutta la traduzione. E le ciucette ai verso an Saint-Nimin le perle della rosapa rangiuiera, tan che chi la s'astira vive bella ad non sai mere che segno il somasin. Oh mattina cucetta primavera, l'hai fatte due urcini con due Brooklyn, dal quattrefeuille calenate dal sin, e a tia porta me cœur, un chic cardin che tal trabucet d'or d'un rissolin vel meure strangolare in su tua carriera. E dice, ma i capisci nella barone parole si dritto, non capisci per sì parlare, ma ne tutte. Le invierà con la procedura che si chiama arricchimento alla lingua. Sa 15 anni la via capì la missione. L'oca vuol dire ciuffa di limonari e susandrini, ciuffi di cetronella e di giuggiolo. Ma le ne tutti i dì che noi auti consuma a me, lei piace tutte queste piante. E sono andati al dizionario che consuma per identificare le specie di piante per dizionare dal provenzale. E sono consumate una roba molto bene a dire la stessa poesia, sono piante che sono in pianura e in montagna. Dunque, era più a cui che parlava il piemontese, capiva conoscere tutto, perché se io stava in pianura conosceva le piante lì, e se io stava in montagna conosceva le altre, ma la poesia assuma un sinale. Tra i ciuffi di cetronella e di giuggiolo, o giuggiolo, ma che stesso, giuggiolo, l'allodola salterina fa la ronda sui seni rosa della mattina novella che si desta su un manto di margheritine, e le campanelle le versano sui capezzoli perle di rugiada per ingioiellarla, mentre lei si stira di lavella dinanzi ai miei occhi che sognano i suoi baci. Lei manera, lei cunea la grossa poesia, ma l'occhio trova, se lei manera, è già l'eccezione, perché vogliamo di trovare la poesia in maniera italiana, tan parentensi, al Pascoli, i segni, i capezzoli che io immagino, che è già un deut, Nandi, un Giget, che i troveremo mai e poi mai anche la letteratura in lingua italiana. E così le stai cambiare al titolo Ubada, mattinata. E poi, scasi subito, un tema, al Luis Olivet, la stasera ne è in Piemonte, e invece che aveva un appartamento tan bello a Trinità dei Monti, a Roma. E me che iniziava tanto in Italia, quell'epoca lì, la prima roba che faceva, lo chiamava al telefono, e aveva il suo telefono, e aveva una busetta, che la chiamavano Ratini. E lì, d'amblè, non diceva, ma chi è questa donna? Per fortuna che vendì, ma non mi passa Luis Olivet, perché sarebbe finita lì la conversazione. E diceva, ma Magister, capisci un po' una roba, ma chi è che parla così bene non sa lingua, che conosce così bene non sa letteratura, che l'ha illustrata in maniera così bondosa, ma come che lei capisce l'uomo dal Piemonte?
e che hanno rispondito in una maniera che poi mai dismenciare. Se avrà bene al Piemonte, Castagalloni dal Piemonte. E era mai un problema con Luis Olivet, che aveva la vita, si inventava, però si dismenciava la via inventasse e sapeva pure chi era. E allora ai piacevano le domande biografiche, dove era nato, chi era il suo fratello, le sue sorelle, cosa l'aveva fatto, perché si pensava prima che l'aveva detto la via nasce. E Renzo Gandolfo, che ha scritto la bella storia della letteratura piemontese in 2 volumi, quando arriva al capitolo dedicato a Luigi Olivero, non ha collaborato, non l'abbiamo incluso, punto. Al più grosso lyric l'è la storia della letteratura e sono lì discutono sui personaggi che le trovano. Lo che faceva per vivere alternava la vita al movimento sfrenato, l'andava in Spagna, l'andava nel deserto del Maghreb, l'andava a Los Angeles, l'andava in Sud America, alla vita a Giudà in lei, perché aveva un problema con una gamba, non assupava, ma assagnava a quella gamba. E quando che sono lì capitava che era un Giudà in lei, aveva una memoria straordinaria e lo sapeva per una ragione. Sue traduzioni, sue poesie, a traduziva che era l'italiano, hai sue parole che voi altri i pedi cercando i dizionari più seri, scias e trovene. Quando era malabile lei, allisiva 12-14 ore, tanfila, e asfisava tutte le parole che aveva Gesù. Le scriveva in macca poesia, le scriveva 3 romanzi. E dice, ma che romanzi? Romanzi che dicono che sì, insomma, non fanno tante fette, ma io da questi romanzi alle venduto 60.000 copie entre la traduzione allemana e la traduzione inglese, non traduito in varie lingue. Quando viaggiava, a cosa viveva? Corrispondente di giornali, le spatterà d'articoli in italiano, capisci? Tutti i giornali più conosciuti alla penisola italiana. E quando è stata la guerra, corrispondente di guerra. Ed è stata in questa occasione che andai in Spagna nel 1936. Nel 1936, quando che sede la capitale in Spagna, quell'epoca, milioni morti, e il ha avuto la scuola d'imprente che a Guadalajara 3 battaglioni fascisti hanno scontrarsi con 3 battaglioni repubblicani e la battaglia non farà mai italiana. Dunque se Roma una prova non che poi le capitali dopo l'8 settembre in Italia dal 1943. Le conosciute e le vive a Garcia Lorca, l'endasne dopo una settimana in fusilia Garcia Lorca e le dedicai varie poesie a questo suo amico. E quando che noi utilizziamo la poesia a Luis Olivet, stiamo fino a che mira al fatto che l'abbia conosciuto ai più grossi poeti francesi, ai più grossi poeti spagnoli, l'hanno influenzato. L'hai mai trovato alla lettera di influenze, vale a dire, d'un traverso che sono ciapati dalla poesia now. E sono sempre lì che sono preso a perché non faria poi se fosse un calco, no, niente. Però sono a tu, d'andare, da boom, che facciamo certa poesia e non ne sono impara stasera. Ma una delle robe che aveva detto Olivet è che chi era il Piemonte viveva bene a sua maniera. E nel 1925, dunque anni dopo la poesia che non appena Gesù, ha scritto una bella poesia, droga, diciamo non normale, non car Piemonte, no, a Blulesa questa poesia.
La poesia che resta famosa, la sua maniera di vivere al Piemonte. Piemonte, e crio con una forza tutta mia sangue e tutta mia voce. Contra smont salupata de l'eufrabius ton nom, e lo saron tal cœur come una morsa, e t'ho parlé d'Amasc, Piemont glorios, ton langage scurpit parole crue, l'enard de stelle ni d'aquile drue con ale de vent ei viscat sul radius. Narx islant al diamant bleu ciel che splèn Piemont, su tue montagne a pic, si tobi un camp laurada e piana e bric, e il pensè che s'lusís en mes appel, l'enraig glarada sel, che ant le tue terre squarsaios di nevis a tutte tue terre. Chi jasciaruna già, quella che sarà poi la personalità poetica d'Olivet, chi ha imitato più. Allora, al coraggio che si sia argomenti e ad affrontare me che affisce cosa, ma quando che lo butta poi a un verso, avviene fuori con l'alvura, capisci la parola alvura? Avviene fuori con l'alvura che hanno fatto la poesia. La sua poesia su Piemonte è una poesia di guerra, è una poesia che ha dis la sgiai, che fa tutto l'on che l'hanno fatto a suo Piemonte, e mi lascio immaginare l'on che l'hanno fatto a suo Piemonte. Adesso andiamo a un confronto tra la poesia di Olivet e le poesie di altri autori. Chi a lei piaceva andare alle casine quando erano le feste e si appidiva a una certa mira che aveva una casinota e si allontanava e piaceva di fare l'amore anche la terra, proprio sulla terra. E lui ha un barone di belle poesie che a parlo a questo fai e svisuma che vai poeta che hanno descritto proprio in questo momento particolare. Questa è una poesia ancora in gioventù, dunque non è una delle più fine, delle più invertuiate che sia. Le mai stai ermetico, la poesia regionale le mai toccai i livelli che hanno toccato con Saba o con Ungaretti, parlo poi nera di Montale o quasi, no, chi parlo sempre in maniera diretta. Ma con tutto, pianans, le poeta Olivet immagineve dall'età 15 anni fino a quanti l'anno che lei è morta, al 96. Dunque, venta di che le stagne a produzione, le stagne tanta, le mai dai in calma, le mai stai in un momento della sua vita quando che a componeva ne, a trova sempre la maniera, dei grani, durata al sole, che maraviglia una favola e conti al vento della collina, la favola sviccia, una scalamandrina che scappava al mio amor che la voria, tra messi e spi, con un'ariada sclina, chi la smontava e lei ai barlusiva, ma un fila di gramon, beschia sua cavia, ai tira una trappetta birichina, la trappetta capisci lo che è? Un giallo, mi fa un salto e la mia mano la tocca, quando son sentito enigma, un frisson super irene e nerva un tremolo, lei nulla forte, ma bocca contra bocca, poveri spidò, su una cascata azzurra, poi i papave rossi, arrivano ancora adesso. E insomma, che mi hanno esempio una taita piede, una poesia un po' più vecchia, non venga valore la leso, e esattamente questa spese. Ich kann gegangen zur der Ruhe, das war mein Frieden kommen da ward ich empfangen, hehre Fraue, dass ich bin selig in der Nähe. Küsste er mich, wohltusendst du, tender dei, seht, wo wie rot ist mir der Mund. In dieser anche la vita in Venezia, bocca contra la bocca, poveri spidor, insomma cascava azzurra per i papà rossa di ancora. Sì, in una tutina, un po' barivera, un po' tanto barivera.
che al di dopo a Cunta a Iamisano come capitai la sera prima e la disse cardinale niente faceva in salbrà tu assuma cascans le chiù e io mans giapai le dame basé mila vire guarda sì io ancora la bucaro sares e chi è la poeta sì e che lenga l'era questa è la lenga almana l'Etalmes, il tedesco del Medioevo, ma non è un alman che ci sia, l'alman influenza dalla poesia provenzale che partia dalla Provenza a sud alla Sicilia, alla corte di Federico II e a ovest alla corte di Innsbruck, la corte imperiale, e lì le nazioni la Hochemine, l'amor cortese in tedesco. Il poeta Mimo Nacianello, italiano o austriaco, war in Bozen geboren. Bolzano, il monumento lo trovi nella piazza di Bolzano, Walter von der Vogelweide, il prato degli uccellini, il suo cognome, Vogelweide, vuol dire il prato degli uccellini. Dunque, sono immagini, sono topoi, diciamo con la parola giusta, topoi, luoghi poetici che noi troviamo in tutta la poesia, mai direttamente, ma a figure sono Olivier. Conosceva sono sì, sabia al Mitterdeutsch e scriveva correntemente l'alman, conosceva tutta la poesia dell'amor cortese in tedesco. E dice, ma la copiata sì, ne copiata, visele binga una roba, l'ocale di Ludovico Ariosto, non occorre inventare nulla, è già stato inventato tutto, bisogna fare come i barberini, prendere vecchi monumenti e costruirli in modo nuovo. Tutto detto. Sempre con questa terra paesana, lo scultura adesso una poesia un po' più serlandiana, una poesia di anni 30, e poi Varduma da trovare un altro poeta che l'abbia usata la stessa tema. Vei scassera si vitula le bene che fa il suo dian drinta me cœur e che l'han leuchime l'anima di malheur, vei che me sanca scura an tue vene e che me pulsa cueille to bonheur, terra paesana. Anche le tue pupe piene, si era per novelle un but par le morene, vei che s'angringio le reise de me cœur, an mia mente vei che s'aspeccia al cielo, come si specie un Dio del Namasnam, con tutti i sette colori dell'arcancello, cugià, arversant un surca appena scarsa, veiesse mendent un'erbe da sel ante la terra che fuma al sud di sta. Questa idea dell'uomo che scava la terra, a come che fusse una sloia, è una bella idea. È una bella idea. E vedremo a vedere come la trattava un poeta tan bravo. Vediamo se capisce questa sera, è più facile. Cuerpo de mujer, blancas colinas, muslos blancos, te parece al mundo en tu actitud de entrega. Mi cuerpo de labriego servae, te socava y hace saltar il fio del fondo della terra. La stessa immagine, identica. Corpo di donna, colline bianche, muscoli bianchi. Tu compari al mondo nel tuo atto di offrirti il mio corpo di operaio selvaggio. Ti scavava e fece saltare il figlio dal fondo della terra. Aventa dunque capì una roba fondamentale, che la poesia lirica dal Novecento, a quando che le scriveva in piemontese, le venezuelane, è una poesia che affunga sue reis in tutta la tradizione, quella spagnola, quella francese, quella allemana, aventano dunque fugliere in drinta, perché questi sì, Luis Olivier, Pinin Pacò, andano
una spioncin per duce, mi serve quel di duce, bene. Quando che loro fanno queste poesie, hai dedico le poesie, e adesso parleremo, ma sono dediche famose, quando che vi avete quelle dediche lì, e capisse a due dell'idea pare, perché se loro dedico la poesia a Paul Verlaine, e capisci che lì è l'impressionismo da subito, e andate a pieno e di fatti i trovi di immagini, i trovi da Armand, i trovi da Spetch, Cardiso, e sono stai ambelessi. L'unica roba che i critici ha capito proprio alle custa, se un ha letto un autore francese o alemán o russo, ha sempre autorizzato a fare la comparazione con la letteratura a questo livello lì. Io adesso abbiamo un testo che sa no, tanto nel dire la sua pelle. A questo livello sì, aventa fare il guerra. Vale a dire, aventa fare la critica letteraria come che loro l'hanno fatto la poesia. Hanno pensato all'umanità e non manca la regione, è molto ben importante. E poi sempre al tema erotico, andò a cavare pesche, immaginate un po', nel Carmina Priapea, obscenis peream priape, si non utit me pudet improbisque verbis. Che modo traduiscono, sì? Obscenis, con parole oscene e improbe, dove non c'è più pudore o priapo, mi detti le parole. E va bene, insomma, se questo facevo già i romani, e più una felo. E sentite, non è smacca da strofe, bene sì, ma è tutte le tematiche possibili, fatte a nostra lingua, al piemontese, al tias, al masc, branca la fimela per i fianchi alla torsa come la rama, quancas dubbias ciplis randa la fiamma che alla carezza adnanza di guerra. E il masc la custa fiamma andrinta ieri, tanca strens la fimela cœur a cœur e assente i muscoli tremolet bonheur e ascolta il sangue che an sue vene abbei. Dice, ma un argomento un po' scabroso, ma no, è poesia. E poesia quella ben fatta, se uno la studia le rime, iei, abbei, cœur, bonheur, fiamma, fimela, rama, la magia a saper domine la parola. Molto bene a dire, c'è poesia, la non che va fatta adesso con la poesia a Sergio Arneodo, e fu una sorte, se che conosciuto una specie di vulcano, tutte le smane di sotto libere, qualcosa. Quando arrivo a dirmi, aventa fesso un sì, aventa fesso un era sempre pariere. E il lume piace le più belle poesie e il lume tradurre anche le lingue dal Piemonte. Va bene, al Valser Deutsch, sarà mica non le sa, perché lesi tanta bene al man, però io lo fa. Poi io ho fatto la traduzione in francese e la traduzione in piemontese. E la traduzione in piemontese chi la fa? Remigio Bertolino. E Remigio Bertolino, Candida Giornetti, non è bravo, non è bravo. Le brav tant. E non cosa subito, perché? Perché che c'è una poesia e la lese a alta voce e è una sorta di equilibrio che smia adesso in una barca e salvar quando dica le pazze. Se non è questo equilibrio lì, non è al maschere, non c'è la magia, desmenceme, non è poesia. Ma voi altri studi queste parole e dite, ma come cadelo? Da un po' che vengono lì, ma all'iterazione, ma a assonanze, e che costa qui, è la deut a saber cubier i camp semantic con i camp fonetic. E quella lì l'intuizione pura. E mi sono affascinato da questo fenomeno, perché sempre più al di anche
la gente adosa da meno all'ingaggio e giù a sono più a parlare bene. Sono più a parlare bene in una lingua. E ancora l'altra mattina sono andata a lesne turna a spassaggi anche al Genesi che dice al bunde alle ciapà Adam Arishon e alle portarlo anche al mestre al giardino e poi le portai dal nas tutte le bestie, tutte le piante, tutte le fiori parvati come chiede e chiamava. E io dico, ma una minuta, ma lo che vuol dire lì? Che con lì la chiamava mul e diceva me che veniva. Commento la Bibbia in ebraico. Il rabbino aveva capito tutto. Adamo dava alle cose il suono che gli suggerivano le sfere ruotando, la musica delle sfere. La prima parola dell'essere umano è la poesia. Beh, il poeta deve riscoprire ogni volta questo equilibrio e chi si appresta a tradurre poesia deve essere pronto a fare autorità desnoca sbidognanca. Esempio dedicata alla poesia a William Butler Yeats, uno dei più grandi poeti irlandesi. Sei accorto a fisso calorose, i bei accordi hanno reissato amor, mi avrei un giardin visca color, le cose di sennue di alberiose, e mi sarei al giardinet dell'amor, ciò che basin rubin le prus en fior, sei accordi a fisso calorose. Di lui, la capacità ad guernere all'ingaggio, anche le scrivine, le poesie, lui sulle, l'aveva un tema fisso, l'aveva un tema accurrente, stava pronto, le scriveva a tutti i paesi, a tutte le città della terra. C'era una città che faceva una poesia, Madeira, o Fiordane, Norvegia, Messico, Hawaii, Argentina, Cuba, Budapest, Tascua, Agar, Algeria, e più di avanti per due, oppure le bestie. Alle fai de Picedion, che è una composizione greca, al Sussogat. Alle fai a poesie al Suslina, c'era un che tutto ciò che le drucca e che le buttai in vari tempi, aveva la piuma stilografica per te, da mangiare, finché le stai buone. Poi aveva la gatta Singria, che alla faceva il gattino e gli abbandonava sulla porta e la scappava. Le fai le poesie serie, belle, anciarmante in queste robe sì. Le fai la poesia le serpusleri, se lo vuole una serpusleri. Una bussa che aveva su per l'erbo e l'aveva mangiata in talni, usually, la serpusleri. Poi abbiamo per esempio in concerti e allegretto andante appassionato, allegro mosso, adagio lentissimo e per mica movimento a faceva un sonetto. Poi alle fai le odi. Gli odi a Luis Olivier sono buone direi anche 4-5 pagine, anche al mare, anche le montagne. E dai lì che le montagne accanto. E a piano, parei, e gli agnuna fin, anche il deserto. Poi le fai a bellissime poesie a Roma, tutti i monumenti a Roma sono poesie. Alle personaggi mitici, leggendari, a tutta la storia le fai da poesie. Alle fai una poesia per mica nazione d'Europa, alle fai da poesie su tutte le cattedrali più belle, che le stanno in giro. Le fai a poesie, a delle laude lunghe, a San Paolo, al Papa. Le fai da poesia in Silon, le fai da poesia sulle danze, dal cancan al tango, al valzer. Le fai da poesie su tutte le figure. Le fai da poesia da speranza, a disperazione, le fai da poesia sulla regione straniera e poi le fai fino a una massa paesana cantata alla mare di un pur soldato morto a guerra, tutta la massa, in maniera folle,
No, l'Evangelo. E l'on che mi smia trovo, lei che chi parla della roba più comica, per esempio arriva in una casina e che Dio la Satana sta cadrega e mestra curta. Quando che chi arriva la cadrega è solo mestra curta. Resta impressionato con la cadrega solo mestra curta e a fare una poesia sta cadrega solo mestra curta. Voi dite, ma un argomento è lo capelli, è una poesia bellissima. Che chi la fasissa dunque poesia sugli argomenti tipicamente poetici, declamatori, o che chi la fasissa poesie a un soggetto despardu, solenque, desmenciato, faceva nessuna differenza. E poi le fai da poesie belle con su argomenti storici. Mi vles ambelessi che in vers ad la Belauda. Ma la Belauda deve essere una roba che non è un personaggio unico alla storia piemontese. È vero, io già scrivi un romanzo, Le Padreux, e sai che a Turin, a scrivevo il feuilleton. Quando che sortiva il giornale, un fondo al giornale era un talk. E io sono di Ravalese, piemontese, di Ravalese, quando arrivava a Salpibel, girava la pagina, continuazione al numero Calais. Io mettevo al susto, l'andava a cadere il giornale, poi non fottiva niente dal giornale, l'andava a cadere per quando mica continuava. Dunque era una stile particolare, che in Francia le stai consacrata da vari autori, perché al feuilleton era una roba che faceva vendere al giornale. Poi quando che arrivava una certa mira, arrabbiavo tutti i numeri insieme e facevo al romanzo. E l'uomo io questo romanzo adolescente che si intitola Al Sau ad la Belauda. È la solita storia. Al re aveva via sposesse, le principesse che i porto dal Nas sono a Sana Mufa, e chi era l'innamorasse di una bella matota che non è una princessa e dunque per me una sposella. E che fine fanno fare la bella matota? Crisi dinastica, ma sulla matota. Quando che voi altri andate a Monaco di Baviera, io alla strada principale a Monaco di Baviera si chiama Agnes Bernauer Strasse. E me che pensavo che la fosse una fondazione, si chiama Madame Curie. E una certa maniera di, endlich, wer war Agnes Bernauer eigentlich? Chi caleva questa qui? Se tu dici a Piasnei, al principe fieu dal re l'innamorarsi di Agnes Bernauer, che era tan bella e tanto intelligente. Era una sala. Per me causa una crisi dinastica, per andare male al fieu dal re, alle massassi chi è. Dunque, le stai in dramma terribile ante la corte di Baviera, è lì che è finita la monarchia di Baviera, non che li sono adesso, è la stessa roba, è un dramma che lei produsse vai revire. Cosa facevo? Le reine d'Europa, Ekaterina Velika, Caterina la Grande, aveva dei belli avanti, per una volta, dopo, per paura che parlassero, li facevano ammazzare. E Regina Vergine, Elisabetta la prima, Elizabeth the First, by the grace of God, Queen of England, stessa cosa. Dunque era un mistero abbastanza pericoloso, aventava a fare bene l'amore perché era la prima e l'ultima vera. Für la Belauda, una bionda pastura che pasturava tra i due laghi di fiamma. Al re Arduin, venuto da ebrea romana, a Casteldain, alla Volga, San Mamura. Auda, Belauda, volevi venire con me? A portarti un magnifico castello, a donare d'oro e seda, a mantenere in velda scusa più grande e più bella che gli ali di angeli che volano in cielo. Auda, Belauda,
Luia, a cur da suo pare, o buon pare, coslaine da fe, lu re Arduin, an vorria spusè, c'è maravia, responso dei pare, cum tabulare, nos sire Arduin, spuseglo ai bod, dal prima di Dio. Ma quella notte se ne era una tempesta, cruvassa al cap di brigante calaviana, se si spelava, a una balma lontana da sterma, e ai dis, ambasanti alla vesta, alta, bell'auda, anvoli per Maria, avdonare l'ordine tutto il mondo, mia banda don livre las vagabond trouver perle smeralda un parfum, parfait et lusen di vostra restion, auda, bell'auda, anvoli per Maria, bell'auda sbirdia, cur per la montagna, vos or, assagna, cap di bandì, mai sarà vostra, piuttosto vei morì, bell'auda seguia, fan salt dalla cima. Cos'è che s'anima, ant la doira a fulpa, smia l'angel tumba, dai fe in missale, ma la bell'auda glisser sul parviore, l'urea cavala menala ancor la badia, Vasco Joan già sposa vanadia, quando cantan su un lut, antrovie ste parole. Auda, bell'auda, or alauda antuni, per San Michele, vit voleda posmon, muste che lucris, la basavens la flum, che voi se l'angel caten un confront, tal da saltella cancella peggior. Auda, bell'auda, antluni, bell'auda, anardia, asauda, madroca, da per la roca, cosvert nella gente, bell'auda morta, ansolarte, d'argento. E cruvassa ria, nestrel dal diavolo, ma lo criblavo se punte zeddar, scuccada secar, dar cielo rubare. La due calena se le piace sì, e studi storica se lo legga. Esattamente come Carducci studiava la storia italiana, le antichità italiane, la stessa Basile Olivet, e le marca una roba interessante, ma la bell'auda glisser en supra. Cosa è glisser en supra? Scivola, passato remoto, fur la bell'auda una bionda pastura. Quando è che non ha perduto il passato remoto? L'andiamo dal 1700, ma io mi documento dal 60 ancora al passato remoto. Com'è che leggo che a passare l'ogne, come si dice in piemontese, è aussi un popolare in tutte le lingue. In francese io non lo uso più, ma io rischio per scherzare, chiamavo al telefono, je vous ai appelé plusieurs fois, monsieur, mais vous ne faites pas là. Che blusa, insomma, ma in francese cosa più lei, ai valser, all'almame non più lei. Ma com'è che è lo che è popolare? Al passato, no, è irregolare. Tutti i verbi che voi lo vedete, è irregolare. La gente si stufia e adora quel costato più facile, più semplice. E poi ti le sentite col contrabulare, sono parole inventate? No, sono parole tirafora dai documenti antichi. Dunque, le ansaggi ad bravura linguistica, ad magistranza linguistica, che abbis fino a che mira le assimila la lingua dai tempi passati. E poi la mitologia. Si immagina che sua poesia sia cantata in faunè. Olivet alle pin ad masche, ad masquein, alle pin ad faunè, alle pin ad cit masculin. Due queste robe, assolutamente tra l'on che la gente che voi altri dice, se è la mia età, alle vianze l'estate, quando che appuntavo, mi maniva una paura tale che poi il problema era andare dalla strada a capo. E a forza da senti, quindi quando gli fuori da strada, io mi sono mica ma scrittore, capisce, ma strada, mi detto adesso mi fa.
a Piseo paura, immaginate se non quando in grande che dice io ho chiuso tutta la sera al Singarneia che mangiava le masnane, è bellissimo. E più si pisteva discorso. A quell'epoca lì eri già capita che in Cagliari lì su al bar si andava a Piseo fuori. Basta, andava in fine a un paese con una casina, ma insomma era proprio lì, la liamera, un butto un po' alla liamera a Piseo. Un badola, sa neanche che cadeva. I sei con le mantline lunghe nere che la e una lira. A vendere era fa, il singer nero, e le campagne la mantlina intorno. Manca di poco che cagava anche addosso. La mattina dopo mia mamma l'arriva e fa, oh, a te la faccia gialla, la niente la giaunissa. Ma si capisca le dimmi la giaunissa, ma che cavolo col bastacca le dimmi da queste, la mia non è che chiusa tutte le lustre ancora grazie se la vita lui, mi dice che in casa hi havia l'elettricità, ma era non un automatico che su di salvare, no, hi havia fino alla casina grossa, le serventi, viscavo le candele, viscavo la lume, tutte queste belle robe. Poi arrivava il telefono prima dell'elettricità e a mostrare alle servente che se il telefono suonava andava a rispondere, ma il telefono suonava scappò fuori perché non poteva studiarsi e scappava. E mi hanno visto tutte queste animali, queste nazioni del no. Il destino che mi aveva avuto da vivere in 3 secoli, il 100, il 900, il 2000 praticamente. A cosa rimanendo tutti i 3 secoli mi ha visto le carrozze, hanno visto anche che portavo fuori il landonere perché era ancora la carrozza, attaccavo i cavalli, mi faceva attaccare i finimenti, mi faceva fare attenzione che la spara ai doppesi a 6 carat dai cavalli, perché se toccava 6 carat dai cavalli ai fermati più nei per tutto il tempo, tutte belle robe interessanti. E un livello accorto in queste tradizioni popolari, ma ai vestiti, ai ambarda ad mitologia, un faunet, un coronat rapidue viole ai l'anima mia, ant la stagione fioria giroflè, parpaiole, me fauneta ballanta i bra. Non un frinota bonheur balla e sudi al faunet e fancor le siale, la tuta un battedale, cibi, lonne, farché, che farfuglian dritto al cœur. Perché mai, anima mia, la brutta stagione, se sfiappa ed erelia, senza zura poesia, me faunet, angio, a piura, ad malinconia. Benedica le brave. E le dediche, lui su una lista tutte le dediche di lui, Garcia Lorca, Paul Valéry, Paul Verlaine, William Butler Yeats, Ezra Pound, le conosci Ezra Pound, personalmente, gli andasimo in d'accordo, di sapere perché Ezra Pound era fascista, accredeva al fascismo, veniva in Italia, accredeva al fascismo, e invece lui su di me è il poeta della libertà, le sue 2 poesie tan belle, la libertà. E poi abbiamo la canzone popolare, questa sì se la lessi 2 righe la conosce subito, abbiamo la poesia popolare e aiutava a parole un po', come anche aiuto la PNAS, se li cavalli quando andavo a fare la feria aiutavo a PNAS, più o meno la stessa roba. Questa poesia che la sente a Federico García Lorca e alla piaciuta tanto a Lorca, perché abbiamo avuto in per scritto, che non che io mi avessi, a lei, non che chiara le griguiano sulla carta quando era in Spagna, partella a García Lorca. Un 29 giugno, quando siamo grandi, una città là con una rosa a mano. Ma mi fai a cantare questa canzone. Ma vise, la canzone dandinava si arbre stabiato di viola, feuille e branche suonavano d'amore a ogni parola. Susna, una cuna d'oro, splendia la luna piena, le rose lacrimavano di rosa ant la notte serena. Piuravo con la città, spirava mugna a 20 anni, con il seno squarciato sa colpa zacana. Dell'ingara d'un brudeur che a un'attacca follia
fulminava la stella, antlura, l'Ave Maria. Sœra poesia, morta smonenta cul sassin, la rösa desbandia, so cœur visque rubin, la canzun s'asfrisava, batimus le feuille viola, mappi i chita tempesta, zangiut ad ogni parola. Naud 29 giugno, quando che sia vulgan alla Suprana Santa, una rosa a mano. E poi l'esotismo, che era sbuttava al deserto, e al deserto prendeva le parole magrebine. E le prendeva tante queste parole magrebine. E è stata il gran campione che ha sacchi la lingua piemontese con le parole pidrole, ma ha una cosa scasminata perché la dia il don della musicalità e dunque è chiusiva al tissu ad nostra lingua senza fare cose. Slacanissa mi desteis al ruin dal sul di sta, voi restè con gli slarga, marabut, caprera alla, corpo e spirito senza tes, catanaia, camarcata, e le dediche, lui fa una lista di tutte le dediche d'Unive, Garcia Lorca, Paul Valéry, Paul Verlaine, William Butler Yeats, Ezra Pound, le conosciute Ezra Pound, personalmente, e andavano in d'accordo, e sapete perché Ezra Pound era fascista, accredeva al fascismo, viveva in Italia, accredeva al fascismo, e invece lui Sullivan è il poeta della libertà, le sue due poesie tan belle, la libertà. E poi abbiamo la canzone popolare, questa sì se la resta due righe la conosce subito, abbiamo la poesia popolare e aiutava a parole un po', come quando aiuto la PNAS, se li cavalli quando andavo a fare la feria per cavai a PNAS, più o meno la stessa roba. Questa poesia che la sente a Federico García Lorca e alla piaciuta tanto a Lorca, perché abbiamo avuto in per scritto, dunque non che io mi sì, a lei, non che le griguiamo la carta quando era in Spagna, partella a García Lorca. Un 29 giugno, quando siamo grandi, una città là con una rosa a mano. Ma mi fai a cantare questa canzone. Ma vise, la canzone dandinava si arbre stabiadlus viola, feuille e bram frissonavo d'amore a ogni parola, susna, una cuna d'or, splendia la luna piena, le rose lacrimavo de rosà ant la noite serena, piuravo con la città, spira munia vint'anni, con al sena squarsata sa culpa zacana, dell'ingar d'un bruteur che all'attacca follia fulminava la stella, antlura, all'Ave Maria. Sœra poesia, morta smonenta cul sassin, la rösa desbandia, so cœur visque rubin, la canzun s'asfrisava, batimus le feuille viola, mappi i chita tempesta, zangiut ad ogni parola. Naud 29 giugno, quando che sia vulgan alla Suprana Santa, una rosa a mano. E poi l'esotismo, che era sbuttava al deserto, e al deserto prendeva le parole magrebine. E le prendeva tante queste parole magrebine. E è stata il gran campione che ha sacchi la lingua piemontese con le parole pidrole, ma ha una cosa scasminata perché la dia il don della musicalità e dunque è chiusiva al tissu ad nostra lingua senza fare cose. Slacanissa mi desteis al ruin dal sul di sta, voi restè con gli slarga, marabut, caprera Allah,
corp e spirit senza peis, che travaia o che marcanda l'homme del suc o de la tribu, per avere fume, sume, scu, a un palazzo samarcanda. L'Aicas appunta niente, ma il Coran appunta tutto. Al travaglio a farmi brut, ma troppo fareste mu, mei ste cugialun e sente. Varie parole che devo usare Luis Oliver. E dice, ma pochi fede, qui te lì a più le parole, ma no, cioè che no. Io manera un dizionario di frequenza per la lingua piemontese, ma lui ha un dizionario di frequenza per la lingua italiana. Quando vediamo i dizionari, il dizionario dice non che vuol dire una parola, ma butta un numero randa. Se vogliamo attivare di pan, butta sincero. Vuol dire che se vogliamo seguire la parola pan, una lingua che si sia, vuol dire che su per su serve sincero parole. Ma se vogliamo inviare andare e trovi brioche o croissant, lì se ne più neanche sincere parole, inviare in dessus. E se poi invece da dire casa, dite magione, lì inviare. Poi se andare in parole tecniche, per esempio c'è una cornice, e dai 4 cantoni della cornice, si che è un cast che entra in 30, e con lì, con un toscanismo, si chiama uniatura, e uniatura a troviaranda 2000. Vuol dire che se normalmente dove parole del genere lì, si vede tante 4.000 parole, più che tante. Qualcuno ha da usare al piemontese con più bondosità che Dante ha da usare l'italiano. I vuol dire che abbia ottenuto risultati bei, di fiammenco. I vuol dire che era piemontese, a me la più parte, noi altri sì, ha da usare il piemontese con più bondosità che Dante ha da usare l'italiano. O al fiorentino, perdoneme, per fare la Divina Commedia. I vuol dare un esempio ad questa bondosità. Quando che sperdona su ti arcade verde dal bosco ergo tutta sorta strana, a spara danza a noi come colonne dritte torsure che resa un cielo a feuille, traversata da azzurro parete la volta di un don pagano, c'è silenzi fius, ant l'ora et verdo, mia camarada umana, cangeta una forma ad rame ed erbe. A scrive, in una maniera abbastanza droga, nel Magister dal Meter, Piera le fa tutte le composizioni poetiche possibili. Chi ha scritto, a un nome che chiamiamo Endiadi, vale a dire 2 versi per via. E adeusa a parole che vogliamo praticamente a mincapas, Madonna bagioia sbuggio le piutine parsonera in 2 goie drose con la color bleu ciel. Iuria sono 2 cioccotte irisà che frissono al piefie col besbì d'aria. Sono belle queste parole, ma venta sareie. E dunque una lessa dice, ma perché dovrei lese al piemontese non capisce niente? Perdonate se dico una parola, se ne basta perché quando chi lese al Foscolo o Leopardi capisce tutto. Basta lese al capitolo introduttivo dal libro Tullio De Mauro, Storia linguistica dell'Italia Unita o dell'Italia Unificata di Spinelli Calè, e lì è vissuto dal fatto che l'italiano non è mai stato una lingua popolare. Dice, ma il piemontese è sempre e mai stato una lingua popolare, finché che lui all'usa per fare poesia grande. E Oliver ha veramente la sfida per cui che avvero avvicinesse alla lingua piemontese. Pierman tra 2-3 mesi, una finisse edizione finalmente di 2 volumi sorto e ambelessi fa una cadò ai primi 10, 15, 20 che avevamo la conferenza, che avevamo la cecciara. Pierman, le poesie d'Oliver avevano di Pierman al cœur alla lingua piemontese. Tante 4.000 parole.
E adesso siamo di Roma alla fine, e per andare alla fine, che sono prima il brano che scrive prosa tan bella, la prosa veramente bella, e andiamo a piedi, in esempi, a poesia con la rima a metà verso. Dice, ma che si fa a scrivere a metà verso? I sei tutti che la rima si fa alla fine del verso, una fine del verso, che è a sciapa in inglese blank verse. Rima a mezzo, esattamente. E Shakespeare ha usato quei due dei suoi sonetti, nei 100 sonetti attribuiti. Ma insomma, non sicuro. Shall I compare thee to a summer day? Thou art more lovely and more beautiful. Beh, questi sonetti, beh. E a che due la rima a mezzo, la rima sciapà. Galula craspurina, fiata nera, asmia una statuina, devono tradere la sera. Due rime, una a metà e una a fine. Ma cavalca giraffe a lui ad l'alba. Dimmelo per essere lui ad l'alba. Al primo lucore dell'alba. Antelucano, lui. Nella bella parola. E dicono, ma queste parole i piemontesi hanno mai usare, capiscono a usare, anche i secoli, hanno usare una parte, un'altra. La blassa per essere che hanno vera sola, io devo usare tutte. Le tamme imprese in una stanza e trovarsi tutta la gente cara che l'aveva mai conosciuta, tutti gli amici, tutti i pari, le mare, i pari grandi, le mare grandi, gli amici da Masda, tutti in talmidem salon che saluto. Ma non sono morto. No, trovate tutte. La poesia è la sorpresa lì. Ma cavalca giraffe al lui l'alba e zebre senza staffe. Ant la savana galba. Galba lo è. Galba. Gialla. In le lingue germaniche gelb. Inglese yellow. A corsa, a scianca piume e astrus e a sfar veste la spume balanco la spatus. Subiante sclin, ancanta e serpent, stacita negromanta, den d'avori, œil d'argent, due sembriunt met bie da biliar, cose, gambe, cavie, che al salta, vado il leopardo. Sopari, am la ventria, a bumpà, e mi, la cateria, sta già per fecondare, ma infermo una carezza e un sorriso, un fatto tristezza, rumela a suo paradiso. A lei Germano, la famiglia mag bene la poesia, a lei un Germano, e poi vengono i monastici, le scrivu a centene ad vers che finiscono con un verso. Dunque sono cite poesie, se vedi microcosmo di poesia, su perché in questa è laica la noi profonda. Sulla specie smeralda della paschera, la luna a frisa e soccarlei dura. Come dire la luna a frisa? Frise, pettina. Sono parole meravigliose, io penso insieme, dico, ma mica fa ad usare parole vere per lei. E mica dire, dico, ma gli va a giro a farmi la reputazione di un cassato piemontese, ma io sono tutte queste parole, no. E sai quello che fu? Avere un butalese per un bel po' e poi i P, la bella poesia mistrale, o poesia greca, o poesia russa, adesso guardate sono una di un piemontese. Gli ha scarpeso, gli ha trappo a me incapaz, al manco le parole. Poi da giorno forse pensai sì, ma in un momento di bravo cupo, dopo mezz'ora, sì, strisciando. E una poetessa, è tan brava, e una fedelese da sua vita e poi l'esistenzialista che aveva fene corde che la mente russa, ma le pin d'angussa, e parla della noia, e quando che vede sa tristezza, l'uomo che Baudelaire chiamava la spleen,
una parola inglese, al fidi camerg. Allora i venna via, liberese il suo corpo, e sorti da suo corpo libero, finalmente libero. Dunque dalla noia al pass a lei la libertà. Sua tenebrosa maestà la noia vestia nebbia e ancora un mistero. Adesso imposano sulla fronte sue mani leggere e un morbido, una malattia, è un morbido, sur ante il cervello, ma sløia, mi scivola nel cervello. Una musica lontana, miserevole, un roseto reggiaune che stesfeia, e in tiene morte di giardina della noia, in nio, mie speranze personere, al bastione, al brasa vos, cancel sarà con mufe, e cert tursue se le fra, an certo castel fosc, due stens mia vita. Irt, pudei sorte da stavau d'annita, d'unta fungum brasa, goia e dolore, e pudei frande al cielo un cri d'amore, torna libertà, a tan preto a spacrus ante un re fior, sir Cerdar, Lucifera ad nos nome. Le brava non sull'idea, è un grande poeta. E poi al suo adieu. Tra tante poesie che le scriveva una che all'ironia della sua esistenza. Quando chi sarai più ne, a snangosran che ieri. Rondo la primavera, flecciant al ciel sereno, mi sarai su da una pera, ti na fior non salterei, ma vedrò più ne nel monte, nei sovreleni. Anima mia, leggera rompola primavera, quando chi sarai più ne, a stancosa caera. Luigi. Senza fe a domande. Se che è un mussu che è lingue, si chiama Giovanni Delfino, che da tutta la vita accoglie tutto il che è, d'accueille tutti gli articoli, i libri, le foto. E il suo più grosso distesi era una foto a quello d'Olivet, le prestava da un giornale e l'ha perduta. E ha scritto una biografia che e questa biografia costa 60 pagine e tutto. Quando che a Cale Rosato con suo padre, capisce, la gente a campagna, la Rio Bossu che sfiora giudei San Carlo, lì il poeta maledetto figurava se giocava a Carlo, e lei campava fuori a Carlo quando che affiucava fuori, perché la turista della non una pala, e dunque le fai una vita un po' che merda. Non andava d'accordo abbastanza con la madre, ma con il pare proprio pare niente, pare parotto, scrive una poesia con le grandi, per dire fai la nostra santa vita. E poi le ha avuto tanti amori, aveva una personalità abbastanza droga, ma con le fune sapeva fare, era un po' d'annunziano, spirituale, ed era sempre ben vestito. Caratteristica, portava sempre le braie bianche. Belle robe queste qui, sempre la sua eleganza fina. E insomma foto d'Olivet, a tutta sul, Binderai l'hanno fotografato con gli altri poeti, perché quando facevo le riunioni, quando facevo i cicli scontri, era difficile che si presentasse. Poi guardate le sue pubblicazioni, tutte le sue poesie che Luma sono state pubblicate prima a varie riviste e poi alla fine io ho 3 bei volumi. Al primo è i Faunet, al secondo è Rondò ad le Masche e il terzo Romanzie, che sono le 3 œuvre che io contengono tutte le sue œuvre. No, io dico, insomma, presso arrivare su per su a 700 composizioni e ancora un volume entrega di sue poesie che è disparu e sono andate a letto. E un'altra roba abbastanza droga
quando che alle morte hanno girato tutti le sparie sulla biblioteca e sulla neanche le piare. Così senti l'andarmaggi a tutti questi grossi personaggi, quando che per esempio alle morti e Pinin Bacot, la vidua per una balla di film alle tutti di Soliva e insomma neanche Darmaggi, perché se lui avesse tutti i leader potrebbe costruire una roba, immaginare, ma spero che Stefano diceva ma finalmente vediamo questo diciamo al prendere gli come al cartone, pare che adesso lì 4, anzi 3 da che solo Darmaggi porta via tutta sta roba, non parlo più che Darmaggi forte che sia. E lo sente se non si può tenere il microfono. Delfino che ha scritto molte cose Nell'autorità. con il mio documento. Giovanni mi ha scritto Mencadì e mi sono contenta ma scriva Mencadì, adesso sai ne vuole che hai i documenti, sai ne vuole fare. Però se fuscia nella stai al Delfino, mi personalmente mi è contato, il avrà super un terzo delle poesie che lui ha ramassato per fare a Stravai, il avrà e tutte le dire che mi diciamo di questa poesia che lui ha voluto le anrat a biblioteca si va subito a campese da quei parti e porta le neve dunque vi sono tante accuse a smussu se chi è alla dauti documenta va qui per la Delfino sì, io chiamai di servire di 2 parole sulla biografia di lui e che le dime se la vista l'esame un po' prima e anima ma l'esame più tardi insomma sì. E devo dire che sono un personaggio abbastanza eroico questo lì almeno me l'ha scritto la prefazione per la riedizione di Faunet e l'ha aiutato sono viaggiati tanto nei 30 il miracolo fare un'edizione la prima edizione di Faunet è sono al 30 design a Matisse da partire della finanza sono stati fatti in francese, in italiano e l'originale piemontese en Besson, en Tite Giulier si sentenze ripresenta questa edizione hanno fatto un'edizione con i caratteri al computer l'elvetica con i versi una roba che fa la scherma che va con più c'è la prefazione quindi l'enime en cool mi sai me e adesso per fortuna l'edizione diciamo mica messa, a che punto siamo, insomma la mira che sono trasferte robe per via e va un po' più si adase finalmente tutte le a posto, tutti i test sono a posto tutte le varianti sono a posto adesso diventa più tempo per l'ultima lettura e tengo a chi antipografo ma no, il dono all'editura in gamba che hanno fatto un lavoro finito perché il libro di poesia bella aveva stampato bene e ne stampato con una macchinina per cucina insomma noi abbiamo il nome così dai Valser che ha fatto lavare fiamme ma non così e alla giardina una roba a due sulle che non chiedono nessuna sovvenzione lo stampano e basta bene finalmente sia una roba quella che è l'œuvre, la letteratura piemontese che a lei che l'ha venduta da prima se lo dico a Luca di mai 30.000 copie
intanto gli standard americani, breviare l'anima a Camillo Greco. Hanno di 30.000 e fare mia domande. Io ve ne penserei, le musiche, sì, l'era un bel uomo, non tan grande, ma un personaggio che ha catturato. Giappava subito, era lì a salire a parlare, buon cos'è, come si dice, ma dieva tanta roba, ma che fanno a parlare? Io vengo in questo momento, vado a dire che sono vitamini, quando che vogliamo di prima io a scrivere 100 poesie? Sì, l'ho cantato una bocca, lo dice già René. E mi penso che adesso che fai la prefazione, avviene al Tarmulin, ma che pensare, fai una prefazione a Luis Olivet, significa fare la prefazione a quel che è la poesia in lingua regionale, non che per fare la poesia in lingua regionale. Secondo me, è più universale la poesia di Luigi Olivero con tutte le sue tematiche che la poesia italiana. Lì è un dubbio, anzi. E poi la libertà che resta, per una minuta parlare poesia per mia mamma che muore, patetica se vede, e il minuto dopo parlare dal Framogador dal deserto al Sahara, tutte le possibilità sempre duerte dal naso, la vantaina non mai sarà. Me che si fa a spiegare, a interagire nell'intera pagina, tutti sono sempre. I serie che hanno davanti a dire e fa un su, poi non su, e sono sempre a 60 pagine. Quando è stata concentrata in fondo, due robe a capito, sono prese a Suède, le friscia, se ne è un cammino, una carota, e l'altra roba, mi finne e mi mangia il pum, sono venuta a mangiare 20 fila, ma non è stato male, non è stato male, basta mangiare il pum, ma forse che è male. Hanno 20 pagine di longa restate la poesia in lingua regionale, ante le mani a Luis Olivet. Ma una grossa fortuna avere un autore pareil. Domanda. Villa Splon, a 20 km sul Varsio da Turin. La via da qua a Borsa Dalmas è clima, spiega che là più in là sono entrati a portare via tu. Ma la via era tanto affezionata a Borsa, ecco, proprio lì. Sì, perché quando che era già di alcuni anni, è morta aveva più di 90 anni, il suo sogno era tornare a Bourg Saint-Dalmas, che era che viveva nel Tanveno, viva studio, viva verità. Allora buttavo lì anche al cimitero al Bourg Saint-Dalmas, a Villa Stone. Ma mi penso che se la vista di chi è la Sernia, l'avrebbe essere nel Bourg Saint-Dalmas. Dunque, era da sì, era di nos. L'era di no, se perché la grande tra grandi riformatori di teatro, Garelli e Toselli, gli iniziatori del teatro sociale, tra grandi lirici, la Madonna, la Gamune, Andermaggi che a sorpresa a fe al 150° anniversario per 750 della provincia e a Mansone i più grandi intelletti di questa provincia. Ma gente, che cosa che fa l'anima di un popolo? I grandi teatrali, i grandi autori di teatro e i grandi autori di ma Bersezio, Vittorio Bersezio era da chi? Ma niente, non c'è lei. Mica mettevo in cielo questi chi? Perché mi ha domani? Io ma fino giù la lei. Sono mica al dì di Mora. Era nato al dì di Mora. Al dì di Mora. Al 2 novembre. La domanda che io a me fa dire andò a prendere a Cifurè ai versi che faceva chiara insomma
a fare le rime più strane. E vogliamo i sera che è un grosso magistra, perché non consigliamo che è al truc, la rima. Le fai tutti i metri possibili dal madrigale, le mai scrive senza la rima, non consegna neanche che lo fa. Quella è una differenza tra la poesia regionale e la poesia italiana. La poesia italiana dall'endecasillabo libero del Cesarotti per la traduzione di Ossian e le poesie del Leopardi elenca la rima, è vera. Ansa la rima l'hanno desbandila. Invece ai regionali la rima è te e lo fanno tan bene questa rima. Ma che io l'ho imparato a Occidente, tu l'hai imparato autodidatta in tutto, un grande maestro autodidatta, non deve nulla a nessuno. Ma lì nel misteri, che era adesiva che aveva la laurea, e adesiva che era anche un nobile. Lei era ben nobile, lei era via la laurea. Ma sì, va bene, insomma, no, aspetta che l'abbia fatto una scuola professionale e che poi l'abbia fermata lì. Che cosa bisogna dire? Tutti i poeti sono dei laureati falliti, meno male, hanno visto che va all'università. Goethe non ha finito la scuola, però a 22 anni ha scritto I viaggi in Italia, che è un'opera stupenda di poesia. Petrarca, suo padre disperato, voleva che facesse una cosa medicina o legge, non ha finito. Galileo Galilei, che è stato anche lui un grande letterato, il padre voleva disperatamente che diventasse medico e Galileo non ha fatto il medico. E più di un DNA sparei con tutti questi cose qui. Olivet ne fai tan poca media superiore, ma ne neanche finì. Che cosa succede a questa gente? Quando hanno l'intuizione di poter catturare la realtà con la scrittura, si dotano dei mezzi necessari alla scrittura. A sdolurare i moyens per fare la scrittura. E lo spettacolo di vederli alle prese con una lingua e dominarla così. C'è qualcuno che dice che per la scrittura è poi che si allega da solo. Ci sono dubbi. Se vuole esempi non lì, prendiamo D'Annunzio. D'Annunzio, lo sapete bene, quando chi legge la poesia D'Annunzio, sì, la pioggia nel Pineto, queste belle robe lì, ma dopo un po' con cose che è l'artificiosità che la descrive, ma aveva il dono della musicalità in modo superlativo. L'andava a un collegio che si chiamava il Collegio Cicognini, a Prato, va bene, aveva il dono della poesia, primo era pubblicato quando era ancora studente. Foscolo è arrivato a Venezia all'età di 16 anni a sapere l'italiano. Nel giro di non pochi anni, pochi mesi, andava a piedi da Mestre fino a Padova per sentire le lezioni del grande Cesarotti. Andava al giro a pochi mesi, l'imprenditore italiano era dominato. Lì, con chi vuole che dica, se io allà al sud e il dom a trova la maniera fede. Insomma, in inglese there is a will, there is a way. Due che è la voglia e anche il moyen. Basta. Sì, Piuma Carlo Emilio Gatta, grande dominatore di tutta la miscidanza dei dialetti, era ingegnere. Primo Levi era un chimico e lì diventa che non dominava la parola in maniera superlativa, era proprio sì. Va bene, insomma, sì, adesso si sviggio, lì non fissa il pubblicista, che le fai una via piemontesa che le vraiment fai le delissime i segnali che la mia la via piemontesa era test bei, proprio le parole belle, miglioraria cool a slemasna le dati bene, mi sapevo di quello non si mai e poi cantavo bene le canzoni, adesso trasparente. Solo il passato che
viene su un po' che poi su Un'idea? io credo una due adesso una parola grana per Sì, senz'altro. Io sono che d'accordo. costa l'universo e se ne va giù, no? Sono d'accordo. Da noi che sono alla venta che Ma par contre, l'Ustas, Alfredino Nicola, io penso che tutta questa nidiata qui, tutta questa nia, all'hanno fissato in mezza roba. Noi altri scriviamo in piemontese, ma ne più per i piemontesi. Le sta pure l'idea che le mie in mente. E dice che anni fa, era l'obbligo, se tu studiavi una lingua slava, dovevi studiare una seconda. E tutti facevano allora come prima lingua e poi facevano come seconda lingua il polacco, che era la principale. Mi sono fissato invece con il croato. E sono andati, non era la Jugoslavia, era l'indipendenza della Croazia. Lì, per un momento, mi finì in galera. Perché il telefono gli rispondeva, la Jung è andata a finire male. Seconda roba, era sempre ambiato, perché se parlavi croato, i serbi dicevano perché parli in serbo, perché sono quasi uguali queste lingue. E también bene sì, quando i siciliani o napolitani parlano l'italiano, il milanese, il torinese, la pronuncia è più semplice, sono della stessa parte. Ma sono ancora sempre una roba straordinaria, la poesia croata, una lingua o Sicilia, due premi Nobel, una roba straordinaria. Ed è lì che io prendevo, o ti la scrivi a un modo popolare, che capisco tutti e subito, e allora classe al poeta tipico della regione, ti preparavano un premio a poesia dialettale, diciamo farei, e tutta bella roba in dritta, ma è proprio lì. Oppure a te ad inviare piedi, parole da tutte le parti, più tutte insieme, e scrivere poesia che va al dizionario in mano e che paga bene. Per esempio, Ferrarella, io ne trovo, perché anche e sono curioso a Marcio che fa un giro, volevo dire Ferrarella, ma io ne trovo né al Tribaut né al Sant'Albino. E allora dice, ma il primo vero da Dianas, no, non da Dianas, mentre ascoltei, ma classe completamente ragione, scrive per i pochi. O come direbbe Stendhal all'inizio di Le Rouge et le Noir, to the happy few. Diventa universalismo. E negli scritti latini, Seneca, eccetera, uno si dice, ma abbiamo capitato in Numerin, Ausina, per ricostruire la sintassi perché si capisce più niente, per esempio Federa di Seneca, costruirlo è ben folle, ma capivo su chi la verità era nauta, su 50 milioni che contava l'impero romano nella sua massima espansione, 3.000 persone capivano il latino che studiavano a scuola, non era quello il latino che la gente parlava. Dunque è sempre stato questo problema grosso, di una novità. E da ragione e da non ragione. Originariamente al Caffè Patria, in Summa Caliera, Gallina, Oreste Gallina, e Formica, Eva, aveva Alfredino, aveva Pinin Pacot, e Sumanense alla prima riunione aveva lui su di me. Lui Sumanense, perché ne teniamo un verbale, dunque Sumanense, però subito dopo, e dopo vorrei dire, guardate a vedere la prima serie dei Brandè, sì e no, qualche numero, 7 numeri, aveva un baron al genere, anche Fume, anche Dome, che ha scritto tanto bene, la Carlottina Rocco per esempio, la gente, pure te.
a facevo tutti parte di scenacolo e l'idea base, quella da studiare la piemontese, che capisce una lingua seria, è quella più importante, perché la serietà filologica è il fondamento di ogni successo. Dove c'è cultura c'è successo. Se non è una cultura, avevamo una cosa bella, la cultura del liceo classico, ce l'ha portata via, l'hanno portata via. Ma la poesia di questo me è ancora, e per studiare quando chiedeva, più non studiare quando chiedeva. Altre domande? Giù abbiamo un paese lì. Era nato la via Krimba, un documento che era di Glongo, e che era la via praticamente tutta la, perché io mai capissi di Glongo era più se non un caffè e molto di meno una cultura, o al dirà se l'era piuttosto una cultura e poi come ripiego. E sai che se tu se ne stai di Glongo il lavoro non è un baruma roba che perché le stai molto più importante e le stai che per esigenze editoriali basta, finalizzare questa scrittura e la riforma, quando che parlo della forma della scrittura, non è bello fare la forma, allora eliminare qualche incongruenza, la scrittura era già colorita, era già pura. Dunque sarei ancora un barone da sé, sì. Domande, ma c'è Roma gente, non sa lingua, non sa più. Una cosa, secondo me ad esempio la cultura, anche ti dico da scuola che c'è questa storia là, però la cultura nazionale, invece sono un testo da filosofia, la vita sempre la scuola che parla un po' di cose, e adesso rimane un romanticismo che vedo una vita senti che barricata. No, da più insieme a supporta, insieme a Collodi, a più che No, se sarebbe una bella roba. Una bella roba. Visto che sono stata Ma dimmi un po' che candida, l'Oca classico. perché tante volte arriva anche a tanta all'interno, no? Non è una parola tutta, l'accademia però a parte di artisti diventata tutte le cose, Sì, sarebbe una bella roba, una bella idea perché in dritta gli autori del Risorgimento, per esempio Rosa, Ferri, che sono scrivendo belle robe. perché lì è discorso queste cose, però poi Ma per esempio hanno presentato il Risorgimento italiano, a me che tutte le regioni l'avevano vissuto della medesima maniera. Non è vero, non è vero. Quando che alla battaglia di Magenta e andasse in Barone a Patera e a San Barone a Gente, ieri dall'altra parte, la battaglia completamente italiana, che avevano vivuto il Risorgimento dall'altra mira, difendevano un impero che era un modello di funzionamento, che era un modello di coesistenza pacifica tra i popoli.
con Calanfai ai piemontesi, più una pièce teatrale come Guerra-Pass. Guerra-Pass andis al dramma savei non che dovuma fare. Poi hai detto, i piemontesi abbiamo tallo, avevano un caffè. E vorrei guardare, se voi a sbagli ancora una via, dopo che aveva sbagliato Carlo Alberto, il Piemonte esisteva più meglio. Queste robe sì, gli stario bene ai libri della storia, gli stario bene ai libri della letteratura, ma perché gli italiani hanno sempre gena a sapere chi sono? Gli hanno mostrato siamo i figli dei romani, ma dove sono i figli dei romani? Ma che vale per tutto? Ma basta guardare uno spugnone, ma basta guardare da dove andiva ma non sa gente. E poi avevo contene che per esempio al romanticismo è un movimento letterario legato al popolo. Non è vera, in sua maniera stai buon da ferro, ma è esistita una controletteratura in lingua regionale che ha svolto un grande compito. Abbiamo permesso alla gente di cantare delle canzoni, di imparare delle poesie, di fare delle cose. La scuola in Italia, anziché celebrare la cultura del popolo come quella in Germania e quella in Inghilterra, l'ha soffocata. Ma non sarebbe ora di dire basta con questo e accettiamo la cultura di chi siamo. Eppure tutte le volte io sono andato qui a parlare a una direttrice didattica, mentre le stavo esponendo i piani, questa qui stava leggendo una circolare del Ministero legga pure, ce l'abbiamo. Abbiamo quindi non soltanto un problema di cultura, abbiamo non soltanto un problema di cultura, abbiamo anche un problema di atteggiamenti. C'è un altro fenomeno. Il tedesco è una lingua complessa dal punto di vista sintattico, ma quando la leggete è molto chiaro, non potete scarare. L'inglese è una lingua paratattica, frasi brevi, di solito è così. Il francese è una lingua neolatina, ma è breve. Gli italiani non sanno scrivere, anche quelli colti, anzi più sono colti, perché non sanno scrivere? Ma è molto semplice, non hanno la cultura popolare, perché se io scrivesse per essere capito, scrivo in modo da essere capito, ma se scrivo per non essere capito da nessuno, scrivo in modo folle. E questa è la mancanza di apertura verso la cultura popolare. E la cultura popolare in Italia, fino a una generazione fa, non si riesce a essere italiano. Se si sono accadai, che stanno ancora un po' per essere, la testa è venuta su. E lo sviluppo un su, che non è più, perché è stessa. Quindi la idea, se scrivo sto, no? La senti obbligazione. Ma sto, ho una certa pistola. Ma di che è la testa lì? Ma che sto ormai è l'esame, non è l'esame. E mi rispetto di citando o dove sai come che era U, radore O, no? L'uno di l'U e fa. E se quello era il problema della gente che c'è le ben vera che la gente ha la mesma cultura. Prima che rivesse la televisione, se vogliamo di andare in le campagne e parlare con la gente, c'era una cultura. Ci sono due concetti di cultura. C'è una cultura che se uno non sa il greco e il latino non è colto. E mi maslia che gente la sapeva il greco e il latino e poi le portane due guerre mondiali e io già bene abbastanza. Perché se erano veramente savi, gli avevano il fight o il fight. E c'era un'altra cultura. Quando che andasi a scuola, la magistra battiva. E io scappai la cartella al bosco sulla testa. E poi sono scappato. E pensava che questa sera andisse da mia mamma e mai fai niente, perché a qualche la batte, mentre la battiva con una neve e tagliava la giù. Era una bella roba sua. E andasi in campagna, quando che io non era troppo anandiato miani, lo potevo venire a fare travai pesante, lo potevo fare chiudere per esempio le vacche per qualcosa, e la via un tempo più tempo. Mi invitava a dire così la Lorenza Brava, lei era un po' capito, non più sempre in giro di Lorenza Brava.
a mangiare la via fretta e lavorare suave, non si mai niente. Ma la via un tunnel cantava faule lunghe che mi a maniera sulla bava alla bocca come così a bianca. E io non prendo, adesso che ragiona insieme di Madeleine che alla non è una cultura, alla via una cultura, ma che non mai ascoltato questa cultura, perché bastava durante la bocca e parlare lombardo, piemontese, veneziano e i dotti vi disprezzavano immediatamente. Ma non è questa storia, ma questa non è ingiusta. Noi dobbiamo occuparci simultaneamente di due problemi. Un problema di custodia della lingua, di insegnamento della lingua, e chi va a studiare tanta fede e segue la gloria praticamente al Piemonte, perché manca la grande che la fanno robe parecchie, ma dobbiamo anche occuparci di etnografia culturale, di cultura in generale. Io fai 3 grosse conferenze a Milano su questo argomento, era un baron gente che non è convinto e alla fine io stai buono da spiegare. Dobbiamo uscire dalla regione per difendere la regione, e non è un'altra maniera, e non è un'altra maniera. Le fai da un tentativo. Il fai tale gusto, la storia della lingua europea, quando noi abbiamo a piedi l'inglese è una lingua che ha incorporato i dialetti, va bene? Ha preso il gallese, ha preso qui, ha preso là, è una miscelanza di parole povere, di parole modeste. In inglese quando voi dovete dire una cosa non ci sono 20 nomi per quella cosa, ce n'è uno solo e funziona perfettamente. E se anche un nome, per esempio, che usano i camionisti, lo usano anche i presidenti. Quando Al Gore ha fatto la campagna per diventare presidente degli Stati Uniti, era stato vicepresidente, l'hanno bocciato perché parlava un inglese troppo elettrico. È stata una delle cause del rigetto di un uomo che, a mio parere, era eccellente da tutti i punti di vista e non avrebbe fatto certamente i casini che ha fatto Bush. Va bene? Il terrore di questi popoli di avere qualcuno che non parla una lingua popolare. In Italia, più parlate in modo astruso, vengono. Andare a scuola, per il tema, se dosi parole curenti, vedi, 6 più, se dosi parole baramandane, 8. Signori, se non ci sono altre cose, grazie.